Sì, parliamo di imprese con Marco Dall'Acqua, ben ritrovato, che è presidente di Apindustria Portogruaro e da poco, insomma, è eletto anche vicepresidente di Apindustria Mandamentale Venezia. Ho detto Venezia, Venezia. giusto? Sì, Ho detto Apindustria corretto. provinciale, Tra benissimo. l'altro ci sono stati rinnovi delle cariche che hanno visto sempre un altro così esponente del Veneto orientale venire eletto come presidente. Corretto, grazie a lei per il là. Allora, nel mese di gennaio c'è stato il rinnovo dei vertici di Apindustria Venezia, la presidenza è passata dal presidente Ivan Palasgo che lascia la carica ma rimane comunque in direttivo al nuovo presidente Marco Zecchinelli di Tergas di San Donà di Piave. Il nuovo presidente è sicuramente insomma, il risultato di quello che è stato un percorso importante che ha portato un cambiamento completo di tutto il vertice Apindustria. È un cambiamento che arriva proprio dai territori, dalle mandamentali e proprio dalle territoriali che rappresentiamo in primis come imprenditori del territorio. Ecco. Ecco, a proposito di territorio, a proposito di Portogruaro, una realtà, quella della città dell'Emene, che insomma anche da un punto di vista legato al commercio piuttosto che ai servizi e all'industria, ovviamente fa i conti con un 2020 che da un certo punto di vista deve essere un po' anche un anno di rilancio anche rispetto agli anni scorsi. In che situazione siamo? Sì, guardi, è un'economia che va sicuramente stimolata e su questo è necessario che ci sia un confronto tra le associazioni di categoria in primis che possono farsi da veicolo per sentire quelle che sono le esigenze degli imprenditori e anche poi in vista delle elezioni che si terranno qui nella primavera del 2020 ci piacerebbe che fossero effettivamente affrontati dagli eventuali candidati i temi scottanti dell'economia per rilanciare la produttività nel nostro territorio. Su questo tema specifico noi ci faremo volentieri veicolo di quello che può essere un confronto, un tavolo aperto insomma, tra imprenditori e parte politica per cercare di fare chiarezza su quelli che possono essere gli obiettivi del portoghese nel prossimo quinquennio, comunque nel prossimo orizzonte. Un confronto aperto insomma tra i candidati sindaco. Ci piacerebbe molto essere veicolo di questo e ci lavoreremo senz'altro con tutte quelle forze politiche che vorranno confrontarsi in maniera trasparente, daremo sicuramente spazio a tutte le forze che ci contatteranno senza discriminazione alcuna e ci piacerebbe davvero che ci si sedesse su un tavolo per confrontarsi fattivamente sull'evoluzione del portoghese. Beh, interessante, in attesa insomma anche di cogliere i prossimi candidati, uno è sicuro al momento e siamo in attesa ovviamente degli altri. Grazie. Esatto. Grazie a lei. A Marco Dall'Acqua, linea che può tornare a Pordenone. Grazie mille.